Oggi più che mai c'è la necessità di avvicinare il produttore al consumatore e per questo Confagricoltura vi porta i prodotti del territorio a casa. Quest'oggi degusterò un Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore nella versione Extra Brut dell'azienda Il Cane Bonne, un'azienda storica che più di 40 anni risiede nel territorio. L'Extra Brut, una versione che viene introdotta nel disciplinare del Conegliano Valdobbiadene solo nel 2019, quindi una versione, speriamo, innovativa. Parliamo di un registro zuccherino molto basso, l'indice Extra Brut va dai 0 grammi litro fino ai 6 grammi litro, poi incontriamo il Brut e poi l'Extra Dry, che nella nostra piramide zuccherina. L'Extra Brut tipicamente è un prodotto dinamico, versatile, che soprattutto incontra i gusti di chi cerca un prodotto più secco, più diretto, più deciso. Ma andiamo a assaggiarlo. Versando nel bicchiere subito si forma questa spuma coriacea e poi vengono disegnate queste catenelle di bollicine fine che salgono lentamente in questo colore giallo paglierino. L'olfatto. L'olfatto ricorda un insieme di agrumi freschi, aciduli e poi delle lievi note vegetali che ben si armonizzano, si abbinano a dei sentori di fiori bianchi, molto delicati. L'assaggio è deciso, tagliente, una forte acidità e una componente sapida, quindi quella sensazione lievemente salata che percepiamo al gusto, che si sente, si percepisce, connotazioni, caratteristiche che ci donano freschezza, serbevolezza e piacevolezza e soprattutto riusciamo ad accompagnarle al meglio alla tavola, quindi con piatti e prodotti con tendenza dolce importante. Esempio, ve lo consiglio, con un piatto di pesce crudo.